Allora, qui al Festival della Commedia di Monte Carlo, Lorenzo Zurzolo, come stai? Bene, molto bene. Tutto Tu? bene? Hai visto che ti ho apparecchiato qualche divanetto? Bellissimo. No, manca solo un cappuccino, qualcosa. Vabbè. Senti Lorenzo, sei qui per prendere un premio come attore emergente, che effetto ti fa? Beh, sono super emozionato, è sempre una grande soddisfazione quando il proprio lavoro viene riconosciuto, quindi sono contentissimo ed emozionatissimo. E se ti guardi indietro oggi, che pensi? Dici, beh, Lorenzo, dai, però, qualcosa hai fatto. Beh sì, dai. Non hai fatto solo che... Beh sì, dai. No, sì, poi esatto, io insomma ho iniziato veramente per gioco facendo una pubblicità con Totti, quindi è stato... Ma te lo saresti aspettato poi tutto questo o, Beh, o lo speravi? A 7 anni no. No. Anche perché appunto è stato veramente un divertimento per me all'inizio e poi crescendo mi sono ritrovato anche a lavorare una serie, una pubblicità, insomma, E quindi, ho sempre fatto. Ma quindi. quando hai capito che poteva diventare un lavoro, cioè che era il tuo mestiere? Io a 12 anni feci il film di Paolo Genovese, Una famiglia perfetta, certo. e lì che era la prima volta che avevo un ruolo pure insomma importante e lì mi sono reso conto proprio che era quello che volevo fare, che era la mia passione. Cioè hai detto questo è il mio mestiere? Sì. Anche perché sono stato tanto sul set, poi subito dopo ho iniziato a girare una serie per la Rai e quindi mi sono ritrovato che poi non riesco più a stare senza. Ma oggi come scegli invece quando ti arriva una sceneggiatura, i copioni, come li scegli? Beh, mi devono piacere, quello sì. Poi cerco sempre di fare cose diverse, sia generi diversi, sia personaggi diversi. Odio fare due ruoli simili o con tante cose in comune. Insomma, mi piace spaziare il più possibile, mettermi in gioco il più possibile. Senti, noi sappiamo, noi di Hotcore che siamo impallinati poi con la musica, sappiamo che sei anche molto appassionato di musica. Usi mai le playlist? Te le fai le playlist per prepararti per un personaggio? Oddio, no. Una playlist specifica? Guarda, per un personaggio no, però ho magari delle canzoni che mi aiutano in determinate per il emozioni, esatto, sì. Tipo? Beh, non Cioè, lo so, Rage Against the Machine per un personaggio? Beh, no, che ne so, Seven Nation Army quando devo caricarmi parecchio, oppure sì, Donna Cannone se devo piangere. Ok, quindi c'hai anche delle cose da commozione. Sì. Senti, ma visto che siamo al Festival della Commedia, qual è la tua commedia, film comico preferito a cui torni sempre, quello che ti fa ridere? Cioè quando stai depresso dici, oh, stasera... Quello, e guarda, io amo Verdone, quindi forse sì, Viaggi di nozze è uno dei miei preferiti, ma anche Perfetti sconosciuti, trovo che sia... Ah sì, lo usi anche come film comico, Perfetti sconosciuti? Beh, ammazza, dai, è molto comico. Però alla fine ti dà una bella... Però non è successo nulla, quindi... No, è vero, è vero. E lui, oppure, l'altro giorno ho visto The Square. Certo, quello di Ruben Östlund. Ammazzato dalle Che poi anche risate. quella è una commedia particolare. Palma d'Oro a Cannes, però mi sono ammazzato dalle risate vedendo quel film. Poi l'ho visto recentemente, quindi... È un grande film. È un gran film. Vedetelo. Esatto, consiglio di Lorenzo Zurzolo. Per chiudere, invece, l'attore che ti fa più ridere, cioè lo guardi e ti fa ridere. Jim Carrey. Jim Carrey, ma Jim Carrey anni 90, quello delle facce o tutto? Tutto, dai, tutto. Veramente. Sì, dai, insomma, io... Avevo il DVD di The Mask e penso che lo vedevo a ripetizione mia madre quando... Non ce la faceva più. Esatto, me lo metteva là davanti. Era tipo... Sì. Senti, l'ultimo giochetto, perché a noi ci piace fare i giochetti, ti suona lo smartphone stasera mentre sei a Monte Carlo e c'è il nome di un regista che ti chiede di fare il prossimo film. Chi vorresti che fosse? Xavier Dolan. Xavier Dolan. Tu sei un dolaniano. Beh sì, insomma, Mommy è uno dei miei film preferiti. Grande film, Mommy, grandissimo film. Quindi chiama Xavier Dolan e rispondi tu, sì, certo. A quel punto lì. Se manda WhatsApp, vocale? Lui un vocale? In che lingua però? No, francese. Vabbè, no, francese già no. Va bene, Xavier, tanto Xavier guarda sempre Hotcore, non fa altro. E quindi vai, chiama Lorenzo e stiamo a posto. Lorenzo Zurzo. Grazie. Grazie caro. Grazie a te.